Stavamo parlando con le nostre ospiti di tenere in mano le redini finanziarie, avere una forza come donne, forza economica, in modo da poter sentirsi anche più forti nei confronti di un partner o comunque in generale di un mondo maschile che notoriamente, storicamente e culturalmente ha sempre gestito in modo significativo le finanze, voi dell'azienda, voi della famiglia, eccetera. Salvo però fare i conti, che li ha sempre fatti un po' la donna tendenzialmente. Chiedo a lei come rappresentante del segretario dello SPI di Rovigo, rappresentante di persone un po' più anziane. Io la dico in soldoni soldoni. Sì, bello, soldoni, ci piace. Che dopo i non soldoni ce li dice la dottoressa Amato. L'indipendenza economica, cioè la parità di genere comincia dall'indipendenza economica, quindi dal conto in banca. Dal conto in banca che deve essere gestito dalla donna e che sia un conto che gli permetta di vivere decentemente. Questo non è per le donne separate, in modo particolare che hanno dei figli a carico, e per le pensionate che ricevono pensioni povere, perché se vuole qualche dato da parte dell'INPS, cioè i dati recenti dell'INPS, che adesso le dico, guardi, proprio pubblicati recentemente, nel Veneto, perché siamo nel Veneto, l'assegno previdenziale medio mensile al lordo nel settore privatistico e quindi esclusi gli ex dipendenti pubblici è di 1.188,47 euro lordi. Agli uomini arrivano però 1.632,51 euro, mentre le donne hanno entrate poco superiori agli 840. Significa che di fatto i pensionati uomini arrivano a 792 euro in più rispetto alle donne. Se consideriamo poi le pensioni di vecchiaia e quindi generate da lavoro dipendente, il divario aumenta di più, perché per gli uomini arrivano 1.817 euro in media, le donne 941, il divario è di 876 euro. Questo significa che le pensionate, in modo particolare, che hanno queste pensioni così basse, faticano molto sia per quello che riguarda le spese sanitarie, perché noi sappiamo che in vecchiaia aumentano le patologie, aumenta quindi la necessità di accedere ai servizi sanitari, aumenta la necessità di avere dei farmaci. E cosa succede anche con il rincaro energetico e l'inflazione galoppante che c'è stata dal 2022 in poi, ma dico che dal 2002, quando siamo entrati con l'euro, cioè nell'euro, adesso un euro equivale cioè alla lira, a una lira, cioè il caffè lo pagheremo oggi 1.500 euro, va bene, se facciamo i conti, quindi a causa a causa dell'inflazione. Quindi una donna pensionata deve fare i conti, se riscaldarsi, mangiare, e spesso rinuncia alle cure, o se non rinuncia alle cure dimezza anche i farmaci perché se li risparmia, quindi non si cura nel modo dovuto. L'abbiamo interrotta mentre lei stava esponendo, però ne sono emersi diversi elementi. Mi riaggancio in maniera abbastanza facile, proprio perché eravamo praticamente sulla stessa onda, e proprio su questa questione qui, ad esempio, vorrei dare due dati, sia sul discorso della violenza economica, ma anche poi proporre uno spunto di riflessione su quello che riguarda proprio le pensionate, no? Allora, anzitutto quello che abbiamo visto è che una recente indagine di WeWorld realizzata insieme ad Ipsos ha mostrato che una donna su due, quindi parliamo di percentuali piuttosto alte a proposito di non sentirsi soli, ha subito almeno una volta violenza economica nella vita, ed è una percentuale che arriva a ben il 67% per quanto riguarda la categoria delle divorziate e delle separate. Quindi quindi ci riagganciamo proprio al discorso che abbiamo fatto prima sulle donne che non si occupano delle questioni economiche familiari, che delegano al marito le questioni economiche familiari, e poi diciamo
tra virgolette, ne pagano le conseguenze in futuro. E invece per quanto concerne l'aspetto proprio delle pensionate, ci piacerebbe anche come forum fare una riflessione proprio sul discorso contributivo. Molto spesso infatti le donne si trovano in una condizione di poter lavorare meno, ma non perché lavorano meno, molto banalmente perché fanno un lavoro che non viene retribuito, uno dei cosiddetti lavori nascosti. Sempre da alcune indagini che sono state svolte a livello nazionale, risulta che le donne, anche le donne con un lavoro principale, dedicano alla cura della famiglia, alla cura anche a volte, no, di persone anziane in famiglia, ben 5 ore e 5 minuti in media per giornata, contro l'ora e 48 che invece viene dedicata dagli uomini. Questo penso che sia un dato fondamentale che ci dice che oggi le donne hanno anche meno tempo a disposizione per lavorare. Comunque, anche quando fanno un lavoro full time e dedicano molte ore giornaliere al lavoro, devono comunque occuparsi in maniera principale anche della cura della famiglia. E comunque molto spesso avere meno ore a disposizione per lavorare risulta in una contribuzione, quindi quello che diciamo oggi la pensione, più scarna rispetto agli uomini, perché possono accumulare meno contributi previdenziali rispetto ad un uomo. Questo, ecco, io interrompo di nuovo. E allora qua andiamo all'ambito del lavoro. Dopo darò la parola ai consigli tecnici, ce ne deve dare a nastro, perché a questo punto lavoriamo sul cuneo. Ma tante volte c'è una costrizione di lasciare il lavoro, perché chi segue i figli, se poi tu prendi di meno, tanto vale che lavoro io, perché è ovvio che se una donna prende 1.200 euro, il marito ne prende 2.000, chi è che molla il lavoro? Piuttosto che pagare una babysitter oppure avvalersi di servizi esterni alla famiglia, è meglio che stia a casa tu. Brava, però e qui scatta un meccanismo anche tra le più giovani. A questo punto chiamo la più giovane. Qui mi sembra che sia molto giovane tra le ospiti. Sì. Attenzione, ma è una scelta anche della donna di dire no, piuttosto che, cioè preferisco curare i miei figli. Sì. Io ho sentito delle mie persone che conosco, sì, a me vicine, che hanno figli in età giovane, anche non piccolissimi ormai, eccetera, che hanno detto i miei figli me li voglio, piuttosto che darli alla babysitter, che preferisco seguirmeli io. Allora, è comprensibile, perché, dopo chiedo anche a lei, perché una donna, perché la madre ha avuto, cioè l'ha fatto il figlio, se poi è vero quella cosa che ho letto l'altro giorno, per cui alcune cellule del bambino vanno in circolo nel corpo della madre, restano in memoria per anni e anni e anni, e quindi è comprensibile anche, diciamo, questo biologicamente chiaramente questo attaccamento. Io posso anche capire da una parte, ma dall'altra non riescono a capire, anche a comprendere che nella loro parte finale della vita poi ci rimettono, perché ma non solo nella parte finale. Sì, però, allora, perché attenzione, se poi il marito perde la testa, il compagno perde la testa con un'altra donna, si trovano nel mezzo del cammino della loro vita, spiazzate. Io prendo sempre ad esempio i paesi del nord Europa. In Svezia le donne mediamente, una famiglia mediamente ha 2-3 figli. Perché questo? Perché c'è un obbligo di congedo parentale. Cioè sono obbligati anche i padri a prendere il congedo parentale. Ci sono 11 mesi. Ve li dividete, uno dei due non può fare meno di 3 o 4 mesi, mi pare, ve li dividete nell'arco dei primi anni di vita del bambino. Questo consente alle madri di ritornare al lavoro più velocemente, certo, e di creare anche un attaccamento affettivo tra il figlio e il padre. E questo allora è un fattore culturale. E questo è una cosa culturale. E poi c'è quello che dice lei, cioè nel momento in cui diciamo, l'amore tra i genitori e i figli non salta, ma possono saltare le coppie. Nel momento in cui si salta e tu hai o non hai lavoro, oppure hai un lavoro con una retribuzione molto bassa dovuta a un part-time involontario, certo, o a scelte condivisibili, per carità, certo, cioè ognuno,
però tu ti trovi nella condizione di fragilità e quindi passiamo la parola a Rachele. Esatto. Però sono appunto a volte, magari anche lei nell'ambito delle sue colleghe, eccetera, le donne che fanno una certa scelta, non sempre sono costrette, quello che volevo dire, pure se... Molto spesso succede. E questo per quello che dicevo, sono e qui le stiamo donne parlando di un a fare fattore anche una culturale. scelta. Certo, è anche un fattore culturale, Eh. certo. Però è sempre cosa buona tenere presente quello che stavamo dicendo adesso, cioè non si sa mai che cosa può accadere nel domani. E quindi avere la propria sicurezza economica è la cosa più importante che si possa avere. Avete un ruolo voi come, al di là del sindacato, che lei lavora in banca, ha lavorato Sì. in banca, quindi come Sì. sindacato tutto, lavoratrici del settore bancario, nel poter dare una consulenza anche quando capita una donna allo sportello che gestisce il proprio conto, nel supportarla anche in questo percorso di consapevolezza? Dobbiamo farlo, quello è il lavoro di consulenza vera e propria, quindi chiunque lavori in banca, sia uomo o donna che sia, deve fare questa operazione nei confronti di chiunque si trovi davanti, ma nello specifico quando c'è una donna, ancora di più, come stavamo dicendo, è bene tenere presente anche queste problematiche. Ecco perché voi non tutte e tutti hanno la sensibilità di farlo. Infatti volevo dire, è legata a una sensibilità individuale, Sì. però in quel momento che sei responsabile, direttrice di banca, responsabile, che so, investimenti, che so io, sei autorevole come figura, perché teoricamente se vengo da te dovrei avere fiducia, bisognerebbe avere anche fiducia. Certo. E in quel momento lì hai titolo a fare quell'azione che può veramente cambiare le sorti un domani economiche e finanziarie di una donna che può essere esposta a delle vicissitudini non tanto piacevoli, Certo, no? assolutamente Quindi sì. sarebbe doveroso da questo punto di vista. È doveroso, ma deve essere fatto questo. Non Ma tanto sempre chiaramente bene. dal punto di vista lavorativo quanto dal punto di vista Di rapporto con la finanziario e di clientela. consulenza bancaria, quello deve essere fatto. Non è sempre detto che venga fatto, esatto, volevo purtroppo, dire perché se noi qui abbiamo una certa sensibilità per motivi vari, nel mondo del lavoro purtroppo non si trovano sempre. Certo. Allora, che consigli si sente di dare a questo punto, pratici? Allora, consigli pratici. Partiamo dallo strumento principe, chiamiamolo così, il conto corrente. Cosa migliore sarebbe, come abbiamo detto fino adesso, che ogni persona avesse il proprio conto corrente a sé intestato. Nella coppia, dice. Nella coppia, nel nucleo familiare, certo. Chi recepisce un reddito, mettiamola così. Nel caso invece questa cosa non fosse possibile, è bene che invece ci sia una cointestazione del conto corrente, piuttosto che la monointestazione di colui che percepisce, dico volutamente al maschile, colui che percepisce il reddito, e invece l'altra persona che ha solo una delega a operare su quel conto corrente. Questo perché è brutto dirsi, però purtroppo bisogna tenere in conto tutte le cose che possono accadere nella vita. Dovesse venire a mancare l'intestatario del conto corrente, tutto quello che è contenuto in quel conto corrente viene bloccato, non è più accessibile dalla persona che ha la delega, quindi banalmente anche pagare le spese funerarie, esatto, del deceduto non è possibile farlo perché i fondi vengono bloccati non per volontà della banca, ma è una legge proprio che impone di fare questa operazione. Anche se cointestato? Non c'è No, se è cointestato no, invece no, appunto, infatti. se è cointestato invece viene bloccato a metà. Esatto, però poi è possibile pagare perché una volta che viene presentato Certo. il bonifico del costo del funerale viene pagato dalla banca. Esattamente, quindi per quello dicevo che sarebbe bene che fosse comunque cointestato. Beh, dopo viene sbloccato però. Una volta conclusa tutta la pratica di successione, che comunque chi richiede un certo tempo, non è proprio una cosa veloce che in 2 o 3 giorni si sbroglia, ma anzi stiamo parlando di settimane, se non anche un paio di mesi, e allora sì, poi viene sbloccato e viene fatta la suddivisione in base agli eredi, chiaramente. Perfetto. Quindi prima cosa, ognuno deve avere il proprio conto, voglio lasciarmi un attimo, dottoressa, che lei che ci ascolta, avere un conto intestato, gestirlo, poi magari fare anche psicologicamente, insomma, bisogna avere una certa preparazione, c'è questa preparazione da parte delle donne, questa propensione anche da parte delle più giovani oppure non ancora?
Sicuramente quello che emerge dallo studio dei dati è che sicuramente le donne più giovani stanno riducendo sia il divario di genere, sia sicuramente stanno aumentando la loro alfabetizzazione finanziaria, diciamo così. Quindi sicuramente le nuove generazioni sono più propense e più predisposte. E ovviamente invece per quanto riguarda la categoria degli over 65 la situazione si dimostra essere un po' più fragile, ecco. C'è sicuramente meno consapevolezza, ma proprio data da questo retaggio culturale che abbiamo, ma insomma si può migliorare. Certo, si può migliorare. Segretaria, che cosa fanno le signore di una certa età? Hanno un conto oppure piuttosto che me lo gestisce il figlio? Esatto, nelle nostre sedi infatti arrivano le persone anziane accompagnate dai figli, perché magari gestiscono loro anche certe pratiche per l'invalidità civile o altre pratiche. Sono loro che gestiscono i conti delle persone anziane, prevalentemente quello che c'è, quello che arrivano, anche perché quando si va in banca, mi riallaccio al discorso di prima, una persona anziana ha difficoltà a conoscere i codici del linguaggio finanziario, quindi ci deve essere la disponibilità proprio del bancario, tra virgolette, a essere semplice nelle spiegazioni, perché effettivamente si trova una persona in una situazione di sudditanza quasi, non conoscendo il linguaggio finanziario. Ecco perché dico anche che il linguaggio finanziario andrebbe insegnato in tutti gli indirizzi delle scuole superiori e favorire proprio anche, come dire, gli indirizzi scientifici e tecnologici per le ragazze in modo particolare, perché poi possono avere anche carriere più prestigiose in quel settore che invece è limitato abbastanza agli uomini. Allora le donne sinceramente fanno fatica, le persone anziane fanno fatica andare in banca da sole, ecco, e generalmente sono accompagnate. Chiaro. Lo fanno solamente le persone che sono vedove, che per forza di cose sono sole e per quello però ci vuole sensibilità da parte di chi è dall'altra parte del banco, diciamo. Torniamo. Allora, prima abbiamo detto un conto, poi? Sì, poi strumenti di pagamento digitali, questi sono molto importanti. Quindi parliamo di carta di debito, parliamo di carta di credito, parliamo di carta ricaricabile, parliamo di home banking che consente di fare le varie operazioni da casa senza la necessità di recarsi in filiale. E sono tutti strumenti che le persone di una certa età sono un po' reticenti ad utilizzare e capisco anche ovviamente i motivi. Però sono anche degli strumenti che al giorno d'oggi sono, a dir poco, fondamentali e necessari, in particolar modo il bancomat, perché il bancomat, quindi la carta di debito, è quella che consente di utilizzare per prima gli importi che si hanno a disposizione nel conto corrente. Ma fin tanto che la carta di credito vabbè, è abbastanza anche semplice, tutto sommato ormai si utilizza con facilità ovunque. Il problema è il famoso home banking, perché da un lato purtroppo le persone di tutte le età, indistintamente, poi gli anziani sono stati bersagliati costantemente da truffe, da mail, da phishing, tanto è vero che vengono clonati i conti, arrivano dei virus da tutte le parti, telefonate, cellulare, se usi il portale del computer deve esserci l'antivirus, ma pensiamo a una persona a casa che si è messo l'ultimo aggiornamento dell'antivirus, se ha cliccato sul link involontariamente perché te ne arrivano 800.000, insomma purtroppo i furti di identità, di svuotamento parziale o totale del conto, eccetera, sono frequenti. Voi in banca, non so se avvengono, certo, avvengono. E le banche non hanno questa grande propensione a supportare subito la cliente o il cliente in generale che subisce queste situazioni, per cui c'è grande ritrosia, a volte timori. Ho parlato con diverse persone, soprattutto che hanno una certa età e che dicono questi gruzzoletto me lo sono strasudato, i giovani sono un po' più arditi a volte.
e dire anche no, vado in banca, mi faccio la sacrosanta coda nelle poche filiali rimaste e delego questa responsabilità a chi se ne intende, lo fa direttamente, perché adesso c'è questa ulteriore paura, per cui non c'è più questa fiducia smisurata ed illimitata nei confronti dell'istituto bancario. E allora le butto la domanda, andiamo in pubblicità, poi torniamo. Ma quanto è importante anche il ruolo che deve avere la banca o chi ci lavora nel ricreare un rapporto di fiducia, fidelizzazione dopo tutto quello che è successo e che sta succedendo. Punto di domanda, ci avete fiducia nei confronti della banca, avete a volte dei dubbi, avete subito qualche problema? Pensateci, andiamo in pubblicità.